Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora mi sta facendo impazzire questa storia dell'isolamento. L'Italia isola, non vi sentite anche voi isolati in casa, al lavoro, nelle vostre vite? L'Italia da oggi è isolata perché? Perché la Meloni, come dire, convergendo oggettivamente sulla linea sostenuta, dobbiamo dire da subito dalla Lega e dal gruppo dei patrioti, ivi compresa Marine Le Pen, ha deciso di non votare la von der Leyen, di non accodarsi a un accrocchio, a un patto già fatto prima senza coinvolgerla e quindi questa, come dire, mancata sudditanza esplicita sarebbe la causa dell'isolamento dell'Italia da oggi. Allora, scusate, ma io vorrei rovesciare i termini della questione, cioè a essere isolata è la commissione a guida Ursula von der Leyen. Isolata da cosa? Beh, anzitutto dal voto stesso europeo, perché se la democrazia, prodotto squisitamente europeo, ha un senso, l'equilibrio politico che scaturisce dal voto dovrebbe rispettare il voto medesimo. Ebbene, questa commissione delle politiche che si annunciano hanno perso sonoramente le elezioni europee in Francia, hanno perso sonoramente le elezioni europee in Germania, cioè Macron e Scholz sono i perdenti delle elezioni europee e sono di fatto quelli che hanno dato le carte della nuova commissione. Capite che è un controsenso mica male da un punto di vista democratico. Loro signori hanno perso le elezioni clamorosamente anche in Italia, insomma mi sembrano 3 paesi non secondari e 2 partiti su 3 della maggioranza di centrodestra in Italia sono al di là di questo fantomatico cordone sanitario che le istituzioni europee posizionano contro le destre. Ma poi soprattutto da cos'è isolata la commissione a guida von der Leyen, ma proprio non è solo una questione di voto da cabina elettorale, ma dalle istanze dei popoli, dalle priorità dei popoli europei. Cioè, scusate, una commissione che annuncia tra le primissime cose un Green Deal accelerato, forzato, sarà la priorità dei primi 100 giorni di mandato, che sostanzialmente prevede 1.100 miliardi di nuove tasse nei prossimi 10 anni per finanziare questa follia. Non riesco neanche a raffigurarmeli, 1.100 miliardi di nuove tasse. È questa commissione qui, sono questi deliri ideologici qui che sono isolati dai popoli e dalla vita quotidiana degli europei. Ma l'approccio sull'immigrazione, cioè la commissione a guida von der Leyen è isolata dal sentire dei popoli europei quotidiani, soprattutto i popoli del Mediterraneo, sentire che non cambierà certo perché gli è stato concesso un commissario o un euroburocrate, che invoca una gestione diversa da questo patto sulle migrazioni che ha consistito oggettivamente in un'abolizione del concetto stesso di frontiera. Peccato che la frontiera europea siamo noi, no, non sono, come dire, certi paesi del centro-nord Europa che danno le carte. Sono loro isolati che hanno celebrato il solito rito tra le solite famiglie politiche incarnate dai soliti volti, un caso di puro gattopardismo, e ora ci vengono a dire che l'Italia è isolata perché l'Italia a guida centrodestra che ha vinto anche le elezioni europee, non si è accodata a questo gattopardismo contro i popoli europei. Ci scuserete, sarà un nostro limite cognitivo, ma per noi stasera a essere isolata è Ursula von der Leyen, a essere isolata è la sua commissione, è isolata dall'Europa autentica che non è ancora l'ufficio di Bruxelles, ma è la vita quotidiana mia, nostra,
vostra, delle aziende, delle famiglie, delle persone. Questa realtà qui, col Green Deal finanziato con 1.100 miliardi di nuove tasse, non ha alcun legame. Isolati sono loro. Isolata è anzitutto Ursula. Grazie a tutti, a domattina.